Allora, oggi sapevamo che incontravamo una squadra organizzata perché, come si è visto nel primo tempo, loro sono una squadra che si copre bene e riparte, ci ha messo in difficoltà perché oltre ad avere degli ottimi giocatori, il mister è uno che prepara molto bene le partite e sicuramente l'aveva studiata. Noi abbiamo fatto un pochino di fatica il primo tempo perché abbiamo lavorato ancora tanto in settimana, però sul 2-1 per loro ci siamo guardati in faccia, io ho preso per tutti quanti, ho detto ragazzi anche oggi ce la portiamo a casa, 2-2, sul 2-2 l'abbiamo messo alle corde, 3-2 finale e tutti contenti e andiamo in semifinale che ho letto che è dal 2012 che l'Imperia non va in semifinale di Coppa Italia. La squadra, cosa devo dire, abbiamo ancora secondo me margine di crescita in una maniera esponenziale perché siamo al 70% penso a livello di condizioni fisiche di ogni singolo giocatore e stiamo ancora lavorando tanto. Domenica abbiamo questa prima partita in campionato a Sestri, sempre difficile iniziare in trasferta, però incomincia un campionato. Adesso ci guidiamo questa vittoria che era il nostro obiettivo e siamo contenti di avere questa gioia al mister e alla società, a Denis, a tutti quanti. Abbiamo fatto il nostro, d'ora in poi sempre Forza Imperia, speriamo di portare ancora più gente allo stadio. Grazie Francesco. Figurati, grazie a te, ciao a tutti.